Presentata a Mogliano Veneto una interessante iniziativa in ambito culturale, particolarmente rivolta ai giovani nel settore della produzione audiovisiva, che oggi con l'avvento della tecnologia digitale si sta sviluppando enormemente e potrebbe per questo diventare ottimo strumento per la conservazione della memoria storica e la promozione territoriale. L'ABCO, Associazione Beni Culturali Onlus, ha proposto al Comune di Mogliano, all'interno di una serie di progetti rivolti alle politiche giovanili, il progetto Mogliano Cinema 2020, con l'obiettivo di realizzare per il 2019 un percorso di formazione per i ragazzi del territorio, che poi li porti nel 2020 a realizzare un docufilm sul territorio moglianese, dove i ragazzi di un'età compresa tra i 14 e i 19 anni andranno a intervistare persone più anziane, testimoni del passato di questo territorio e di fenomeni come ad esempio la migrazione dei veneti verso altri paesi. Per questo abbiamo coinvolto anche altre associazioni, come ad esempio i Trevisani nel Mondo, l'associazione di quartiere Mazzocco Torni, e poi altre associazioni che si occupano di arte e di cultura, come ad esempio l'associazione Oltrearte. La nostra associazione da sempre cerca metodi possibilmente anche innovativi, anche da un punto di vista tecnologico, per promuovere e valorizzare quello che di bello e di interessante culturalmente ci circonda. E per questo ci è venuta l'idea, che poi è stata appoggiata dal Comune di Mogliano, di promuovere appunto questo percorso di produzione audiovisiva con la finalità di promuovere proprio la storia e le tipicità e le eccellenze di questo territorio. Abbiamo deciso di sostenere come amministrazione comunale questo progetto, il progetto Mogliano Cinema 2020, non solo perché era rivolto ai giovani, ma perché partiva dalla formazione dei giovani, ed è un aspetto che a noi interessa molto, cioè consentire ai giovani moglianesi di non andare più a Padova, a Treviso, a Venezia, per avvicinarsi al mondo del cinema e al mondo soprattutto della formazione cinematografica. Si tratta comunque di un progetto che è finalizzato alla produzione di un prodotto di tipo cinematografico, di un buon livello anche, quindi che porta dall'idea alla sceneggiatura, alle riprese vere e proprie, anche al montaggio che verrà fatto alla fine con l'aiuto di professionisti che vengono un po' da tutta Italia, insomma dall'Italia che produce, comunque legati al mondo del cinema. Alla fine noi contiamo di realizzare un lungometraggio intendo qualcosa che duri almeno più di un'ora, con una storia vera, originale, ambientata qua nel territorio di Mogliano, che verrà proiettato a Mogliano in alcuni schermi reali e verrà anche trasmesso in qualche televisione. Noi puntiamo comunque all'originalità, ma anche qualcosa che sia fruibile, bello e comunque professionale, che quando lo si vede dia l'idea di qualcosa che è riuscito. Un aspetto che vede insieme sia la parte formativa che la parte proprio performativa e anche la parte realizzativa di produzione, vero? Quindi qualcosa che non si limita soltanto a studiare cos'è il cinema, anzi, però capire che cos'è per poi riuscire a farlo.